Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sopralluogo del presidente Schifani nei luoghi colpiti dalla furia di Harry. Oggi sarà a Stazzo e alla Playa di Catania. I soldi ci sono, ha detto. Lungo la costa ionica si lavora con pale ruspe per rimuovere i detriti. Lunedì la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Il presidente del Catania, Ross Pelligra, devolverà l'intero incasso della partita di domenica. Vogliamo aiutare a ricostruire. Intanto arriva l'allarme degli ambientalisti, molti danni si potevano evitare. La visita di Mattarella alla Fincantieri di Palermo, il capo dello Stato si è complimentato con i lavoratori. Oggi sarà a Cefalù per un convegno sulla pace. Operaio quarantenne cade da un'impalcatura e muore, stava lavorando in una ditta di biancheria intima. Numeri crescenti per i social di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, 420 milioni di visualizzazioni nello scorso anno. Il 2026 si è aperto con la cronaca della devastazione del ciclone Harry. E per il calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Braglia contro il Modena, Inzaghi ha solo 2 dubbi di formazione. Serie C, dopo gli arrivi di Di Noi e Carnielutti, il Catania ha prolungato il contratto a Jimenez fino al 2028. Domani la sfida al Massimino contro il Cosenza. Doppia trasferta campana per Siracusa e Trapani. Continuano i sopralluoghi del governatore Schifani sui luoghi danneggiati dal ciclone Harry. Stamattina sarà a Stazzo e poi alla Playa di Catania. A seguire incontrerà i sindaci e gli operatori balneari in prefettura, dove è previsto un punto stampa. Ieri era stato invece fra Taormina, Santa Teresa e Forcisicolo. Le risorse ci sono, aveva detto, dobbiamo definire i tempi. Francesco Triolo. Mazzeo, Borgo Marinaro di Taormina, iniziata da qui la 2 giorni di sopralluoghi del presidente della regione Renato Schifani in Sicilia orientale, nei luoghi devastati dal ciclone Harry. Accompagnato dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, Schifani ha fatto già partire la dichiarazione di emergenza per calamità che il governo avrà all'ordine del giorno la prossima settimana, ma intanto si è reso conto di persona dei danni. Interi lungomari inghiottiti dalla furia del mare, lidi cancellati, un'industria del turismo al collasso. Senza mare praticabile, perché venire qui? Senza una risposta immediata, una reazione, il rischio è quello di vedere cancellate le prenotazioni negli alberghi che hanno programmato l'inizio della stagione ad aprile. Dico ai siciliani di avere fiducia nelle istituzioni, di avere fiducia nel governo regionale e nazionale, ai sindaci che hanno dato una grandissima mano di aiuto. Se c'è una cosa che mi sento di assicurare è quello che le risorse non le faremo mancare. Tra governo regionale, governo nazionale e rincorsa eventualmente a fondi più che europei, fondi extraregionali come l'FSC, il FERS, già siamo alla ricerca anche di questi fondi, troveremo le coperture. Da Mazzeo a Santa Teresa con una tappa anche a Forcisicolo, 2 paesi che hanno visto collassare il proprio lungomare. Dal vivo è peggio che in TV, dice, c'è la fognatura distrutta, ci sono i tubi dell'acqua portati via dal mare, ci sono i sottoservizi tranciati, c'è insomma un territorio al collasso. E lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà la dichiarazione di stato di emergenza nei territori colpiti dal passaggio del ciclone Harry, anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori in attesa di avere una valutazione complessiva dei danni. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni nel corso di una riunione alla Protezione Civile. Andiamo adesso a Santa Tecla, nella zona della Cese, dove si cammina sulle macerie. Il ciclone ha sventrato case e cancellate le attività economiche. Eva Spampinato. Qui ci sono molti sacrifici della mia famiglia, sacrifici miei e tanto denaro. Sono le lacrime di chi sa che non potrà tornare a lavorare presto, forse mai più. Non è catastrofismo, è dura realtà. Giuseppe Musumeci è un giovane imprenditore che aveva investito tutto in questo bed and breakfast affacciato sulla scogliera di Santa Tecla. Ecco cosa ne è rimasto. Le onde hanno superato anche quel tetto, il tetto di quella mansarda, arrivando dall'altro lato, vedete, i vetri sfondati. C'è una spiaggia livellata dove la gente veniva chiaramente a fare il bagno, invece l'onda praticamente con l'intensità faceva da rampa, questi piedi facevano da rampa e andava a colpire i muri delle case, quindi che in fondo sono arrivati fino
fino là sotto. Nei giorni del ciclone Giuseppe ha mandato via ospiti americani e alle richieste booking che continuano ad arrivare sul suo telefono per i prossimi mesi non sa cosa rispondere. Le prenotazioni arrivano, ci sono, ma tutto attorno non esiste più un indotto turistico. A Santa Tecla si cammina sulle macerie. Le onde sono entrate, hanno sfondato letteralmente muri, porte, finestre e sono andate addirittura dall'altro lato, sfondando i vetri della parte opposta della casa. Gli imprenditori sono sfiduciati perché mentre si chiede loro di rialzarsi, i risarcimenti per l'ultima mareggiata non sono mai arrivati. Da imprenditori siamo sempre pronti a rialzarci, ma pensate un po' che 3 anni fa c'è stata un'importante mareggiata, nonostante abbiamo reinvestito, ricostruito, abbiamo preparato tutte le modulistiche, questi soldi arriveranno, qualcuno vi aiuterà, ma ancora nessuno mai ci ha aiutato. Abbiamo fatto tutto, la perizia di cose. Forse proprio in questo momento stanno chiamando un pochino per vedere di risarcire qualcosa di 3 anni fa? 3 anni fa, esatto. Ogni giorno di fermo qui è un danno che non si vede ma pesa e scoraggia. Loro in qualche modo non hanno più intenzione di continuare. Io naturalmente farò di tutto per farlo continuare. Intanto arriva la solidarietà del presidente del Catania, Ross Pelligra. L'incasso della gara, a detto di domenica, sarà interamente devoluto per la ricostruzione. Sentiamolo. As the Catania Football Club and the Pelligra family, we've decided that we want to help. This weekend, our takings of home game will be donating our takings, which is to support people of need, businesses of need, to rebuild. And I ask for the support, not just of our beautiful Catania fans, but also of our business leaders within the community of Catania, within the community of Sicily, to reach out and help. This is the time for us to support our beautiful Sicily, to rebuild and make it a great place again. So I strongly ask for the support of everyone. E poi arriva l'allarme degli ambientalisti che dicono che la maggior parte dei danni provocati dal ciclone sulla costa poteva essere evitata e ricordano che in Sicilia è vietato, potremmo dire sarebbe vietato, costruire entro i 300 metri dal mare. Sentiamo Francesco Aloi. Nella Sicilia devastata dal ciclone Harry ci si vuole rialzare al più presto. Da Messina a Siracusa, passando per Catania, sul litorale c'è la distruzione, che secondo gli ambientalisti in parte poteva essere evitata. La furia del mare ha sventrato tutto: case, negozi, lidi, strade. Le costruzioni troppo vicine al mare sono innaturali, perché quello non è l'habitat dell'uomo, quello è l'habitat del mare. Per cui insomma aver insistito, sanato, le responsabilità voglio dire sono tante, non solo di chi ha costruito ma anche di chi ha consentito che si costruisse. L'unico dato positivo è che non si contano vittime, soltanto danni materiali che però superano il miliardo di euro. Il problema è che non sono state rispettate quelle norme che avrebbero evitato di avere questi danni e soprattutto di dover poi destinare fondi pubblici per la ricostruzione. Adesso, passato l'occhio del ciclone, è il momento della ricostruzione, ma sarà fondamentale fare tesoro di quanto accaduto, perché secondo gli esperti i fenomeni meteo estremi saranno sempre più frequenti. In Italia le costruzioni devono stare ad almeno 150 metri dalla costa, in Sicilia addirittura 300 metri. Ovviamente quando si parla di infrastrutture qui il discorso della distanza è relativo, ma per l'edilizia privata, per pub, per solarium eccetera, se devono essere delle strutture fisse, queste devono stare a sufficiente distanza dalla costa.
Chiudiamo questa pagina dedicata ai danni provocati dal ciclone Harry. Ieri c'è stata la visita del capo dello Stato Mattarella nella sede palermitana della Fincantieri. Oggi il presidente sarà a Cefalù per un convegno sulla pace. Sentiamo Marco Gullà. Agenda palermitana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri il capo dello Stato si è soffermato col governatore della Sicilia Renato Schifani chiedendo ragguagli sui danni provocati dal ciclone Harry. Una visita significativa quella di Mattarella ai cantieri navali della sua città natale, una visita che assume anche il valore di riconoscimento delle lotte portate avanti negli anni dalle lavoratrici e dai lavoratori. Lo spirito del cantiere che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze, che in questo cantiere è sempre stato molto alto, ed è questo spirito che ha accompagnato e sorretto l'alta professionalità che ha sempre caratterizzato questo cantiere e che oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive così ampie, così rinnovate e rilanciate. Il presidente Mattarella si è poi complimentato con alcuni operai della Fincantieri, complimenti per i risultati straordinari e eccellenti dovuti alla vostra opera, ha detto il capo dello Stato. E però nei posti di lavoro si continua a morire. Ieri un operaio è caduto da un'impalcatura, aveva 40 anni. Il volo di 5 metri è stato fatale. Non c'è stato nulla da fare per Alessio Latargia, 40 anni, volato giù dall'impalcatura. I suoi colleghi lo hanno trovato già morto accanto al ponteggio che era stato montato a ridosso di un capannone in via Giafari a Palermo. Latargia lavorava per un'azienda esterna che era stata chiamata per la ristrutturazione del capannone che vende biancheria e articoli per la casa. Non è ancora chiaro se stesse facendo un sopralluogo o se avesse già iniziato i lavori. E per l'ennesimo incidente mortale è aperto un fascicolo della Procura di Palermo che ha messo sotto sequestro l'area. Avviata anche un'indagine dei carabinieri e degli esperti dell'ASP. Si vuole accertare che il cantiere fosse in regola, che l'operaio indossasse tutti i dispositivi di protezione e l'impresa lo avesse assunto regolarmente. Nel dolore i familiari, lascia la moglie e 2 figli. Non si danno pace anche i colleghi, che lo ricordano come un gran lavoratore e un operaio esperto. Disposta l'autopsia sul corpo di Latargia per escludere un malore. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni per associazione mafiosa inflitta in primo grado a Rosalia Messina Denaro, sorella delle boss. I giudici non hanno però accolto l'appello del PM sulla contestazione alla donna del ruolo direttivo in Cosa Nostra. La Corte ha anche disposto la confisca del denaro sequestrato all'imputata, fatta eccezione per l'argenteria di famiglia. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Chieste le dimissioni del sindaco di Caltanissetta, Tesauro, al centro del dibattito, i suoi rapporti col deputato Mancuso coinvolto in un'inchiesta, il servizio di Rita Cinardi. 2 deleghe sarebbero state conferite dal presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro a Lorenzo Tricoli per la partecipazione a riunioni degli ATO CL1 e CL2 e quanto denunciato oggi in conferenza stampa dalla consigliera comunale e provinciale di Caltanissetta Annalisa Petitto, che con il deputato regionale Ismaele Lavardera e il coordinatore regionale di Progetto Italia Carmelo Miceli hanno chiesto le dimissioni di Tesauro. Quest'ultimo, come ribadito oggi, è politicamente legato al deputato regionale Michele Mancuso e a Tricoli, coinvolti nell'inchiesta sull'organizzazione di eventi nel Nisseno e per i quali la procura ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Secondo la consigliera Petitto, Tesauro avrebbe delegato Tricoli, già condannato in via definitiva nel 2023 per bancarotta fraudolenta, a rappresentare la provincia in importanti riunioni. Il sindaco e presidente della provincia Tesauro ha dato le chiavi in mano della provincia di Siena a Lorenzo Tricoli, finanche delegandolo a partecipare al lato CL2 in Gera e al lato CL1. Lavardera ha parlato di un sistema che coinvolgerebbe anche la sanità, tirando fuori una busta ironizzando su una presunta mazzetta di 2.000 euro sequestrata dalla polizia durante le perquisizioni nell'auto della moglie di Mancuso. Io sostanzialmente ho presentato e presenterò in aula questo foglio all'onorevole Mancuso perché evidentemente non si comprende come mai nella sua macchina c'era il nome di un paramedico che doveva essere trasferito da un'ASP a un'altra. C'è poco da ridere, questa è una vicenda clamorosa. La smettano tutti i politici e deputati regionali di utilizzare la sanità come se fossero cosa loro, che la sanità non è cosa loro, è dei cittadini.
Un'informazione capace di restare al passo con i tempi grazie alle pagine social di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web, sempre vicino al pubblico. 420 milioni le visualizzazioni e 7 milioni le interazioni nello scorso anno. Desiree Ferlito. Sono drammatici i primi bilanci dei danni causati dal ciclone Harry. Il 2026 si apre con il racconto social dei giorni difficili in una Sicilia devastata dal ciclone Harry. I video e i reel, le immagini forti sono arrivate al pubblico in un abbraccio di condivisione continua. Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto pochi minuti fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Dirette, post, aggiornamenti, messaggi e segnalazioni in questo inizio di anno sono il proseguo di un 2025 che ha registrato numeri in continua ascesa per i social di Antenna Sicilia e Telecolor. 420 milioni di visualizzazioni, un aumento impressionante delle interazioni che hanno raggiunto i 7 milioni. Ben il 735% solo nel 2025. Il pubblico ripaga a suon di click e like un'informazione che sa adeguarsi ai tempi, diventando sempre più giovane. Come sempre più giovane il pubblico che ci segue da casa. Si amplia infatti il range dei telespettatori, dai giovanissimi ai sempre fedeli. TikTok, Instagram, Facebook, un team social costantemente al lavoro, una continua condivisione di argomenti inediti, l'informazione e la cronaca vicina anche alla generazione Z. E poi lo sport con prodotti diventati virali. Il primo contatto con un fatto di attualità avviene attraverso un contenuto visto sui social, come un breve video, un meme, una storia, uno screenshot ricondiviso, e la nostra TV, ammiraglia regionale, non resta indietro. Solo nel 2025 un aumento di 200.000 followers, 200.000 persone che seguono le pagine, che interagiscono sentendosi parte di una grande community. Ci fermiamo, tra poco la pagina sportiva con il Palermo in campo oggi pomeriggio al Braglia contro il Modena, mentre domani ci sarà la sfida al Massimino contro il Cosenza. A tra poco. Siamo al calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Braglia contro il Modena. Inzaghi ha solo 2 dubbi di formazione. Sentiamo Marco Gullà. Una grande prestazione è quella che chiede Pippo Inzaghi al suo Palermo per la gara di oggi pomeriggio a Modena. Rosanero che sono in scia positiva da 8 partite, ma manca uno strappo importante in un campo insidioso come quello del Braglia. Inzaghi vuole una prestazione gagliarda per mandare un segnale forte al campionato. Il Palermo c'è e vuole correre per la promozione diretta. Penso che sia una partita che arriva, come ho detto alla squadra, che arriva al momento giusto, perché è una partita molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo il Modena una grande squadra che fino a poco tempo fa era prima, che è stata sfortunata in alcune partite dove non ha vinto, per cui sarà un bel banco di prova, però noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Inzaghi sembra orientato a confermare in larga parte l'11 che ha superato lo Spezia. Le scelte di base appaiono definite, con poche ma significative incognite ancora da sciogliere. I principali dubbi riguardano 2 ruoli chiave: il braccetto di destra nella linea difensiva e uno dei 2 posti sulla tre quarti. Beresischi è in vantaggio nel ballottaggio con Peda in difesa, Vasic invece sulle Duaron sulla tre quarti, poi Palumbo e ovviamente poi Giampaolo confermati. Ma noi dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni. Al di là di questi 8 risultati, quello che voglio vedere è la crescita di questa squadra. In queste 2 partite ho visto buone cose, cose dove dobbiamo migliorare chiaramente, per cui voglio che la squadra mantenga tutto quello che di buono sta facendo ora. Fischio d'inizio alle 17:15 al Braglia, circa 3.000 tifosi rosanero. E dopo gli arrivi di Di Noia e Carnelutti, il Catania ha prolungato il contratto a Jimenez fino al 2028. Domani la sfida al Massimino contro il Cosenza. Caleb Jimenez è un calciatore del Catania fino al 30 giugno 2028, come già anticipato dai nostri TG e nelle trasmissioni sportive. L'accordo contrattuale è stato formalizzato nella lunga vigilia della sfida al Massimino contro il Cosenza. Jimenez quest'anno 20 presenze e 3 assist, ha segnato anche 3 gol, 1 alla Cavese e la doppietta del successo con l'Atalanta Under 23. Catania attivo sul mercato perché quanto fatto sinora non basta, considerato che tra infortuni e squalifiche Toscano ha sempre difficoltà. Già chiuse altre 2 operazioni
condizioni, perfezionato l'accordo fino al 2028 con Riccardo Carnielutti, difensore 26enne proveniente dal Crotone, 21 presenze e un gol nel torneo in corso. Scuola Roma, in precedenza, ha vestito le maglie di Giuliano, Monopoli, Gelbison, Potenza, Fano e Modena, totalizzando quasi 200 presenze in Serie C. Chiuso l'ingaggio fino al 2027 con l'ex centrocampista del Trapani Giovanni Di Noia. I due nuovi acquisti si sono già aggregati al gruppo. Per domani intanto debutto quasi scontato per Mirko Miceli. La squalifica di Pieraccini lascia Toscano con gli uomini contati dietro, con l'ex Monopoli pronto a giocare, piuttosto che trovare una soluzione alternativa come l'arretramento di Quaglini. Miceli si allena da qualche giorno con la squadra, quindi non dovrebbe avere grandi problemi ad integrarsi immediatamente. Dovrebbe essere questa la novità più rilevante nella formazione rossazzurra. Doppia trasferta campana per Siracusa e Trapani, ci dice tutto Sergio Colosi. Per il Siracusa, anche in condizioni normali, la trasferta di oggi a Benevento sarebbe chiusa dal pronostico, a maggior ragione in questa fase, con gli azzurri diturati dimezzati dalle cessioni. L'imprevedibilità però è un fattore a supporto di Candiano e compagni, anche se il Benevento formato casalingo insieme al Catania colleziona record e vittorie. Convocati 22 calciatori, compresi nei acquisti Pannitteri e Sbaffo, pronti ad esordire a gara in corso. Formazione con Zanini dall'inizio e Contini in attacco. Con un bisogno assoluto di punti, il Trapani ha preparato la trasferta al Pinto di Caserta. Di Noia al Catania è l'ultimo tassello di un mosaico che continua a perdere pezzi nella totale incertezza sul futuro, complice il rinvio al 9 marzo della sentenza del Tribunale federale. La casertana si è staccata definitivamente dalla corsa alla promozione diretta in B, ma punta al miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Le motivazioni rossoblù quindi sono forti davanti ad un Trapani che per motivi diversi e obiettivi opposti ha altrettanta necessità di muovere la sua classifica. Presi dall'Altamura il terzino Pasquale Ortisi, ex Messina, e dalla Vispesaro il centrocampista Cristian Nina, ma a preoccupare di più sono le prossime partenze con un Trapani sempre più debole e soprattutto con il presidente Antonini in rottura prolungata con tifosi, città e istituzioni. Al Pinto assente lo squalificato Marcolini, in attacco confermato Stauschuk. È tutto per questa edizione, l'informazione torna come sempre alle 14, a tutti una buona giornata.